Quando i carabinieri sono entrati nel capannone della zona industriale di Camisano Vicentino, si sono trovati davanti agli occhi una vera e propria piantagione, impianti di irrigazione all'avanguardia, luci di tutti i tipi, tecnologia di ultima generazione, una coltivazione di marijuana, insomma, che non lasciava nulla al caso. E tutto all'interno di un insospettabile capannone nella zona industriale di Camisano Vicentino. A lanciare l'allarme e allertare i carabinieri di Camisano e quelli di Torri di Quartesolo è stato il curatore fallimentare incaricato dal Tribunale di Vicenza, che era sul posto per eseguire delle verifiche legate alla liquidazione dell'azienda che aveva affittato l'edificio. E a seguito proprio dell'intervento che siamo stati chiamati dal curatore fallimentare, abbiamo scoperto questa sorta di coltivazione di marijuana indoor. Entrando nell'area industriale, i militari si sono trovati di fronte a una vera e propria serra indoor con piante disposte su larga scala. Al termine dell'ispezione, alla quale ha partecipato anche l'unità cinofila dei carabinieri di Torreglia, in provincia di Padova, sono stati sequestrati circa 5 kg di marijuana, 306 grammi di cocaina e una somma di 700 euro in contanti trovati sul posto. Ma soprattutto è balzato subito all'attenzione come sono stati costruiti questa sorta di serra di circa 400 metri con impianti idrici e impianti elettrici e di areazione dell'ultima generazione. Le indagini sono ancora tuttora in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza e svolte dalla Compagnia Carabinieri di Vicenza. L'intera area è stata posta sotto sequestro e sono in corso ora indagini per risalire a chi ha installato e gestito la piantagione.